Questa è un'attività genitore-bambino, parte dai 3 mesi, quando i bambini generalmente iniziano la prima vaccinazione, così per darci una data ipotetica, e finisce ai 3 anni il percorso genitore-bambino. Poi in questo impianto prosegue anche fino ai 4 anni ed è un periodo di distacco del bambino dal genitore. Questa è un po' l'acquaticità. L'acquaticità è un percorso che non ha nulla a che fare con la scuola nuoto, nel senso che l'obiettivo principale è la relazione genitore-bambino in un contesto diverso dal quotidiano. Quindi avete capito, parliamo di rapporto fra genitori e figli neonati, con in aggiunta fra di loro l'elemento acqua. L'acquaticità al natatorium prevede un massaggio ed una ginnastica di ambientamento. È un'attività che riguarda il massaggio, in particolare quello di Le Boyer, abbinato ad una ginnastica prenatatoria specifica insieme allo yoga da effettuarsi un quarto d'ora prima dell'entrata in acqua dei bambini. Si fa con un nostro tecnico specializzato, proprio come momento per prolungare le coccole, le carezze, le chiacchiere, il momento anche per scambiare 2 parole, per tranquillizzare i genitori, per trasmettere delle informazioni, per comunicare dei messaggi anche in collaborazione con specialisti del settore. Abbiamo pediatri che seguono anche la nostra attività da vicino e che quindi in quel momento hanno modo di dialogare con i genitori. Abbiamo creato questa cosa per far sì che il bambino non arrivi e sia catapultato immediatamente in acqua, ma abbia la possibilità, assieme ai genitori, di avere questo contatto corporeo. È molto importante il massaggio, in quanto va a stimolare tutta una serie di fattori sia fisici che psichici. L'acquaticità è dunque un corso molto particolare, in cui non si impara a nuotare, ma sostanzialmente si impara a conoscere il mondo ripartendo dall'acqua. È un'esperienza molto positiva perché il bambino si diverte e inizia l'approccio con l'acqua. Io ho avuto una brutta esperienza con l'acqua, ho cominciato a nuotare a oltre 6 anni e adesso faccio attività subacquea, ma all'inizio è stata dura, allora volevo che mia figlia avesse un approccio diverso con l'acqua. Io vedo che la bambina si diverte, gioca con l'acqua e prende sempre più confidenza e aspetta sempre sabato mattina per venire qua a giocare. L'idea era quello che prendesse confidenza con l'acqua, in modo che riuscisse anche al mare o in altri posti a appunto non aver paura e a reagire bene davanti a certe situazioni, certe esperienze. Diciamo che è un'evoluzione più che del nuoto della cultura dell'acqua, che è una cosa diversa, nel senso che qui il bambino veramente non impara a nuotare, non ha nessuna possibilità di imparare a nuotare prima dei 3 anni, anzi sono già molto bravi i bambini che a 3 anni possono avere una gambata efficace. Qui veramente è un'attività, è una sorta di coccola tra il genitore e il bambino all'interno dell'acqua e questo aiuta il genitore e il bambino a stare bene con l'acqua, a mantenere quella relazione ancestrale con questo elemento.